ci ricorderemo che andando a Sanremo c'era questo tempo. Oggi cos'è? Condurre un'esistenza di sforzi, tallonando la chimera di una melodia composita, gremita di arzigogoli rarissimi, che poi alla fine scopri che ti bastava quella nota sola, bellissima. Che sciocco non aver pensato prima alla canzone mononota, una canzone poco nota che si fa con una nota, e quella nota è questa, è la canzone mononota. Puoi cambiare il ritmo, puoi cambiare la velocità, cambiare l'atmosfera, puoi cambiare gli accordi. Ho fatto finta che fosse finita, non avete capito? Ma se non sei in grado neanche di cantare la canzone mononota, ti consigliamo di abbandonare il tuo sogno di cantante. Sì, forse, attenti, perché Passi, non Però non twittate la prima. No. Sai, il personaggio. Invece noi lo chiamiamo dei miserabili, ma noi invece noi c'è la regina, dai vieni. E vabbè, e tuo marito cosa ne dice di? No, ho visto la foto, appena l'ho visto mi ha dato l'aria un po'. Finalmente a stare in città. Bene. Come al solito veniamo convocati 2 ore prima. Faccio una bella citazione che ho trovato in un libro di Stefano Belli, non so se sia sua, ma è molto bella, e cioè la vita del puntuale è un inferno di solitudini immeritate. Adesso solo il premio. Lasciamo solo il premio e noi andiamo via. Scusa, stiamo cercando di far contenti. Chi è che vi fa contenti così? Nessuno. Non lo so. Via, lentamente andiamo sempre con lo stesso sorriso. A favore, qui l'operatore ufficiale dell'elio. Sono l'operatore ufficiale dell'elio. A posto. Grazie. Viaggio di ritorno da Sanremo, all'andata alla neve, al ritorno invece niente. Bel tempo. Siamo arrivati al secondo posto, abbiamo vinto tutti i premi possibili, ringraziamo tutti. Io personalmente ringrazio soprattutto Cossignano e il sindaco di Cossignano. La parola a Faso. Anche io volevo ringraziare amici che ci avete sostenuto, che ci avete votato. Cosa si può dire se non grazie? Ho detto bene? Guidatore. Sì.